sono i dati. Però sta di fatto, e qui ritorniamo al tema della trasmissione, il sindacato ha fatto sì o no gli interessi dei lavoratori se da 13 anni le buste paga dei dipendenti sono sempre rimaste le stesse? Punto di domanda. Bravo onorevole o hanno pensato a qualcun altro? La domanda della trasmissione e il tema è questo. È i sindacati stanno difendendo il potere d'acquisto dei lavoratori? Sì o no? Visto che Bitonci dice che le buste paga sono ferme da 13 anni. Sì, perché nella situazione data di questo Paese, che ha svalutato la lira del 25% nel 1992, che ha delocalizzato, che ha avuto, come si dice, una classe politica di governo, con Prodi per quello che ha governato, con la Lega che ha governato assieme a Berlusconi per tanti anni, non sono mai riusciti tutti insieme a fare quello che noi chiediamo da tempo, e cioè ridurre la pressione fiscale sul reddito da lavoro dipendente, perché c'è un motivo molto semplice, che a ogni 100 lire o 100 euro di aumento che domandi c'è un costo complessivo che l'impresa ti fa sempre pesare. Tanto è vero, aggiungo, che non si può dire che il sindacato non ha fatto niente e poi dire che facciamo troppi scioperi. Delle due l'una. C'è la telefonata, sentiamo a casa quello che pensano i